Una mole di lavoro sempre più grande, ma lasciati soli dal servizio sanitario. Lo denunciano i medici di base di Padova e del Veneto. Non chiedono aumenti di stipendio, ma più considerazione. Vorrebbero risorse per l'organizzazione degli ambulatori, per poter pagare ad esempio una segretaria o un infermiere, poter offrire più servizi. Dal maggio scorso la FIMG del Veneto chiede un tavolo alla Regione per avviare dappertutto, ad esempio, la medicina di gruppo, che offre ambulatori aperti per quasi 7 giorni la settimana, e di avere il coraggio di fare un passo in avanti. Di dotare tutti gli studi dei medici di una diagnostica di primo livello, cioè di quelli che si chiamano ecografi on bed, si dice all'americano, cioè portatili, laboratori analisi portatili. La medicina di gruppo, dove attiva, riduce di molto gli accessi al pronto soccorso, rileva Crisarà. La diagnostica dal medico di base invece fa sparire le lunghe liste di attesa e gli spostamenti dei cittadini. Per entrambi i progetti ci sono ingenti finanziamenti dello Stato. 10 milioni di euro che però sono stati deviati sulle casse di comunità e non sulle organizzazioni dei medici. Perché secondo lei su questo la Regione non vi ascolta? Ma guardi, io non voglio pensare male, ma nel piano sociosanitario del 2018 l'assistenza territoriale tra le possibilità è quella che possa essere delegata a società private.